Il nemico è Roma, serve più autonomia. Il messaggio di Natale è chiaro e pungente, come piace a lui. Luca Zaia recita un vecchio principio come se fosse sempre la prima volta. L'autonomia proposta dalla legge di stabilità non è sicuramente quello che il Veneto chiede, il federalismo fiscale è un'altra cosa. Sono convinto che a Roma non sia più nulla di percorribile, perché tanto così di autonomia in più al Veneto vuol dire bancarotta nazionale, perché i soldi ce li abbiamo noi. L'autonomia data a noi vuol dire mandare meno soldi a Roma, e a Roma sono come le cavallette e divorano tutto, no? Poi Luca Zaia mette il dito nella piaga. La protesta dei forconi non deve diventare una guerra tra poveri. Dico che mi spiace se la protesta dovesse chiudersi e spegnersi come una candela. Penso che è fondamentale che innanzitutto non nasca una guerra tra poveri, nel senso veneti in coda contro veneti che fanno fare le code. E dall'altro è necessario che ci sia un punto di caduta, perché se il punto di caduta in una protesta come questa è solo ideologico non si porta a casa nulla. Quindi qualcosa di concreto bisogna chiedere, perché deve diventare il momento della discussione. Il governatore veneto commenta così le proteste che hanno acceso come luminarie la notte scura della crisi italiana, che con le feste natalizie fa ancora più clamore. Negozi vuoti, la gente che non spende, non perché non vuole ma perché non può, perché non ci sono soldi, non c'è lavoro. Ci sono invece le tasse, la disoccupazione, la disperazione. Poi una critica all'Europa. Oggi paghiamo un conto salato per l'euro che ha avuto un unico merito: obbligare tutti a guardare i conti in casa propria. Infine, la stoccata all'Italia delle tasse. Perché con il 68,5% di tasse è difficile stare sul mercato e i nostri imprenditori sono degli eroi. Dall'altro io spero che si possa uscire da questa crisi, la Regione sarà al fianco delle nostre imprese per incentivare questo aspetto, però dico anche che bisogna che qualcuno a Roma ci aiuti di più, perché Roma è sorda e non capisce che noi non possiamo pagare il 68,5% di tasse e i nostri dirimpettai pagano il 25% in Carinzia, perché così non funziona.